480 ore di frequenza obbligatoria, 3 versanti formativi: teologico, antropologico ed estetico, storico-artistico e tecnico. Partiranno a settembre le iscrizioni al biennio sperimentale per operatore del turismo religioso, un progetto fortemente voluto dalle diocesi di Belluno Feltre e Vittorio Veneto, intrecciate storicamente e geograficamente, allo scopo di preparare persone competenti che sappiano far capire e gustare opere e luoghi sacri attraverso comuni regole di comprensione. Credo che sia il segno anche di una sensibilità che nasce dal basso per valorizzare la via della bellezza come percorso di spiritualità, di significato, di ricerca di bellezza, insomma, anche interiore, che tante persone esprimono al di là poi delle opzioni religiose. Il biennio sperimentale non intende formare guide, ma le guide turistiche dovrebbero essere i primi destinatari di questa iniziativa che mira a potenziare e avviare il turismo religioso ancora molto frammentato, nonostante nei due territori delle rispettive diocesi siano già diverse le opportunità presenti, dai tesori d'arte e il cammino delle Dolomiti nel Bellunese alle vie dei Santi nel Vittoriese. Una parte del nostro corso è proprio finalizzata a preparare, a comunicare con gli altri, a rendersi conto fin dall'inizio con una sensibilità particolare su chi abbiamo davanti. Una nuova opportunità di sviluppo e di crescita a misura delle persone che vivono nei territori delle due diocesi. L'iscrizione al biennio è aperta a candidati in possesso di una laurea triennale, civile o ecclesiastica. Sede delle lezioni saranno il Seminario Vescovile di Belluno e il Castello Vescovile di Vittorio Veneto. Gli interessati possono recuperare le informazioni sul sito www.diocesivittorioveneto.it/turismo religioso.